tre sindaci del comparto amiatino dal punto di vista di geotermia, c'è Jacopo e Federico. Mentre è importante una riunione di questo tipo, devo dire che in questo momento l'Amiata è sotto scacco. Siamo in un momento di regressione dal punto di vista economico e sociale. Il comune di Piancastagnaio in questo momento è veramente in una delle problematiche forse più difficili dopo quella che è stata la chiusura della miniera dal punto di vista economico e sociale. Si è chiusa un'azienda come l'Amiata con 250 posti di lavoro, abbiamo la Rivat che va in cassa integrazione anche quella qui con la chiusura di questo comparto, abbiamo una cassa con un ponte chiuso ormai da un anno, qui ci sono gli operatori di zona e quindi mi capiscono che cosa voglio dire in un momento come questo e il fallimento devo dire della politica. Forse non siamo abbastanza forti, interlocutoriamente forti da dire e pretendere qualcosa che dobbiamo avere di più. Lo dico con grande amarezza, lo dico anche se in un momento come questo dovrebbe essere un momento invece di aspettative e l'ENE forse questo ce le può dare, ma fortemente dobbiamo chiederle alle nostre istituzioni, ai nostri sindaci sì, ma anche alla provincia della Lega. Ho sentito quello che ha detto Fabrizio Iaccherino, ho sentito quello che ha detto Montemaggio, quello che potrebbero essere le prospettive aziendali attraverso la geotermia. Io credo che i comuni come i nostri debbano chiedere e pretendere di più. Scusate se lo dico, ma lo dico con molta fermezza perché comunque questo territorio non dà soltanto all'Amiata ma dà all'intero territorio nazionale. Io sono stato al Ministero dell'Ambiente, spesso mi sono incontrato con la Bramerini Annarita quando era assessore dell'ambiente, dicevo l'Amiata non deve avere soltanto da quello che è lo sviluppo geotermico perché in qualche maniera si produce questa energia verde, ma si producono certificati verdi che poi servono a livello regionale, a livello nazionale, parti qui sull'Amiata per tirare giù quello che è il famoso protocollo di Kyoto. Io credo che su questo punto ancora noi dobbiamo batterci fortemente perché è stato dato, ma poco è stato dato rispetto a quello che dovremmo avere di più. Piancastagnaio è stato un territorio comunque, bene o male, in qualche maniera che è stato un po' sconvolto da questa vicenda, no? Dal 56 c'è la geotermia, dal 56 ci sono le centrali, dal 56 abbiamo queste centrali, il nostro turismo in qualche maniera ha avuto un collasso, non so se per questi motivi, però qualcosa sicuramente c'è stato. Io credo che bisogna ripartire. Montemaggio dice parliamone bene, sì io ne parlo bene perché non sono un sindaco anti-geotermico, l'ho detto con molta chiarezza, io sono con una geotermia sicura, tranquilla, una geotermia che dia prima di tutto un grado di qualità dal punto di vista di salute, dal punto di vista di vivibilità delle nostre aziende, della nostra gente, delle nostre persone. Io credo che però dobbiamo pretendere di più, io direttore io lo dico con molta chiarezza, non soltanto un tavolo di trattative a livello regionale, ma secondo me bisogna spostarla anche a livello nazionale. Questa Amiata che ha sempre dato, prima dal punto di vista di miniere con il mercurio eccetera, e sapete che cosa sono stati i nostri riscontri, no? Oggi da un punto di vista geotermico è sempre stato un territorio sacrificato, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della salute. Oggi addirittura un territorio isolato. Questo è. Questa è la realtà, è inutile che ce la nascondiamo, è inutile che ce la mandiamo a dire. Io l'ho detto con molta chiarezza nel Consiglio Comunale rispetto a quelle che sono le nostre vicende politiche istituzionali, lo dico qui, da qui forse si può ripartire con un'economia di tipo diverso, un'economia vera, un'economia imprenditoriale, un'economia di cui l'Enel ci dovrà supportare e aiutare, un'economia in cui magari ci siano minor guadagni da parte dell'ENI, più presenza sul territorio e anche che sia a livello sia istituzionale, a livello ministeriale che a livello regionale deve essere riportate qui delle risorse che sono venute a mancare in questi anni. Dobbiamo pretendere di più, questo lo dico con molta chiarezza e lo dico specialmente per quelle che sono le aziende della nostra zona, perché devono essere aiutate, tutelate e portate avanti. Bisogna dargli veramente quello che oggi viene a mancare. Qui ormai mancano posti di lavoro, siamo nella crisi delle famiglie in maniera sostanziale e vero. Io stamattina stavo studiando se il professore della geotermia potevo dare un incremento a quello che era
la cassa integrazione immediata per quelli che sono rimasti a casa. Qui sta venendo gente che mi dice noi non sappiamo come andare avanti dalla mattina alla sera, perché sapete che cosa significano 250 persone che automaticamente sono rimaste a casa dopo un fallimento in un'azienda che poi, per dire, per il fondo in questo momento senza la geotermia non poteva nemmeno andare avanti, no, per il calore. Nascondersi questa realtà credo che è come fare con lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia e fa finta che tutte le cose vadano bene. Non è più il momento, io lo chiedo veramente con forza a Federico e a Jacopo che mi diano una mano anche in questo senso, di spostare l'asticella anche da questi nostri opportunità che ci saranno, io mi auguro che ci siano. Mi auguro che ci sia anche il più stretto possibile perché per recuperare quello che è mancato dalle altre parti attraverso invece le nostre aziende. Se lavorano di più possono assumere magari gente di più. Questo sforzo va fatto da parte dell'ENI, da parte delle nostre imprenditorie che si mettano in grado di poter entrare sul mercato. Io chiedo che ci sia una scommessa, una sfida. È vero, bisogna incontrarsi di più, ma bisogna operare magari a fare di più. Questo è il mio augurio, io lo dico con forza anche al direttore Montemaggi, a nome di tutti gli altri, a Fabrizio eccetera, che questo sforzo va fatto in aiuto di gente che in questo momento ha dato e ha dato tanto, perché il nostro territorio ha dato e su questo non c'è dubbio. Abbiamo bisogno di risultati veri, concreti e sensibili, sia da parte di chi opera come un'azienda grossa dell'NP da queste parti, come da parte delle istituzioni, provincia, regione e ministeri, perché noi abbiamo dato e ora è il momento di ricevere e di avere la nostra qualità di vita e anche la nostra sopravvivenza, perché non si può parlare nemmeno di ricchezza. Questo è un grido che faccio, un allarme che do, un allarme che comunque sento forte e che io porterò avanti in tutte le maniere.